Resta in carcere a Padova il trentenne di Castello di Godego arrestato dalla compagnia dei carabinieri di Castelfranco dopo aver sequestrato all'uomo oltre 30 kg di stupefacenti ritrovati in un garage di una zona industriale a Piombino Dese, adibito a deposito. All'interrogatorio di garanzia l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Contestata a lui la detenzione di sostanze stupefacenti, è stata invece esclusa l'aggravante dell'ingente quantità ritrovata. Questo sequestro è scaturito nell'ambito degli accertamenti che abbiamo fatto nel contrasto quotidiano allo spaccio e al consumo di chetamina nella Castellana. Oltre 3 kg di chetamina ritrovati insieme a 20 di marijuana, 7,5 di hashish, 2 di cocaina e poi 700 pasticche di MDMA ed ecstasy. Un valore complessivo di mercato che si aggira intorno ai 500.000 euro. I contanti trovati, oltre 61.000 euro, erano conservati sotto vuoto, modalità che lascia presupporre siano il provento della vendita delle sostanze pronti a essere consegnati a gradi più alti della rete di spaccio. A preoccupare la grossa quantità di chetamina rinvenuta e destinata ai giovani. Siamo giunti a questo grosso spacciatore della zona ricollegando i fili che hanno portato all'arresto di uno spacciatore di chetamina nel maggio del 2024 e al successivo deferimento di ulteriori 3 soggetti che facevano parte di una rete di spaccio di chetamina sempre attiva nella Castellana e con dei clienti giovani o molto giovani. 8 mesi di indagini iniziate lo scorso maggio e concentrate nella Castellana, zona della Marca che riscontra il più alto numero di giovani tra i 20 e i 30 anni consumatori di chetamina. Lo scorso anno a Padova ne erano stati sequestrati oltre 10 kg. Ancora in corso infatti le indagini per capire se il giro di spaccio era esteso anche ad altre province venete. Nel garage del trentenne sono stati trovati strumenti per il confezionamento e la conservazione degli stupefacenti, ma non il laboratorio di produzione, elementi che fanno presupporre che l'uomo possa essere collegato a un sistema più grande. Sono in corso accertamenti per capire quale fosse la reale portata dell'attività di spaccio del soggetto arrestato, ma è chiaro che la quantità e la diversità di tipologie di stupefacente sequestrati ci porta a pensare che il giro di spaccio fosse piuttosto cospicuo.